Siamo qui in compagnia di un grande artista, un'eccellenza campana, un nostro orgoglio, l'attore e comico napoletano Oscar Di Maio. Buonasera. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti quelli che ci vedranno. Ci dica un po', Oscar, lei ha mai partecipato a questo tipo di serate di beneficenza? Se sì, è favorevole? Quindi il motivo preciso per cui lei è qua, oppure semplicemente un pensiero che vuole lasciare a questa serata? Io non sono solo favorevole a queste iniziative, sono contento di essere invitato, perché io penso che chi è fortunato, come nel caso mio, tu, che stiamo bene indipendentemente da ogni cosa, ha il dovere di portare un sorriso a chi è meno fortunato di noi. A dove c'è sta una lacrima c'è sta sempre un cafone pronto per l'asciuttare. In futuro ci sarò a Natale al Teatro Totò di Foria, con la commedia Mettiamoci d'accordo, e ci va team sempre del repertorio di famiglia di Di Maio. Con me in compagnia ci sta Angelo Di Gennaro, Alessandra Borrelli, Stefano Sannino, Ada che è bravissima, mia figlia Marzia. Anzi, vi invito e vi invito tutti quanti, venite tutti quanti al Teatro Totò e ci facciamo gli auguri e ci facciamo lo sacchiere state insieme. E mi raccomando, state sempre vicino a chi è meno fortunato di noi, sempre. L'amore costa niente e regala tanto. 8, 16 e 90. Un cafone e amico vi saluterà tutto quanto. Stavo di bene, auguri!